Amici di Bella Sicilia, quello che state per vedere è molto più di un semplice video. È un racconto frutto di passione, di amore verso la genuinità. Il tutto condito da una grande macchina organizzativa che ha reso e renderà indimenticabile il Martin Fest a San Fratello. Il nostro viaggio oggi inizia da qui. Buonasera amici di Bella Sicilia Onda TV, benvenuti a San Fratello, benvenuti alla sesta edizione di Martin Fest, una manifestazione che ha come protagonista indiscusso il vino novello, ma non solo, tanti prodotti tipici, tante delizie locali dei Nebrodi, una manifestazione che giunge quest'anno alla sua sesta edizione, che cresce ancora di più, che parte con qualche stand in piazza, ma che adesso è arricchita da molti più stand, come potete vedere per tutto il viale. Due belle serate all'insegna del divertimento, diversi artisti lieteranno le serate, il gruppo itinerante senza regole, la band di Dure Muschio e gli artisti di strada della compagnia Ioculares, anche nomi importanti. Anche domani saranno alletate dalla Mizzica Band e dalla sempre compagnia Ioculares che animeranno le serate. Stasera abbiamo tante specialità culinarie, abbiamo porchetta, carne di cavallo, salsiccia, panini con panelle, un po' di tutto diciamo, e il buon vino che non manca naturalmente. Iniziamo il viaggio alla scoperta dei sapori e vedremo le varie attrazioni che ci faranno divertire. Andiamo insieme ad assaporare le nostre delizie. Seguiteci, andiamo via. Iniziamo con lo stand numero 1 dove potrete gustare panini con la salsiccia, fave bollite e panini con la porchetta. Qui c'è una bellissima bontà, fave bollite, condite con bietola, limone. Prima si mettono a mollo, Li lasciamo per una notte e l'indomani si mettono a bollire. si mettono a bollire. Un po' di sale, Un po' di peperoncino e un po' d'olio. Poi qui abbiamo la salsiccia arrostita. Io gli auguro che passano una bella serata, che si divertano e che mangiano tantissimo le nostre specialità. ciao! Nello stand numero 2 abbiamo invece una vera delizia. Miele, la nostra azienda si chiama Meli Gucci, veniamo da Zafferano e Tnea, provincia di Catania e vogliamo presentarvi il nostro miele naturale, miele di agrumi, miele d'eucalipto, miele di sulla, miele di millefiori. E continua il nostro viaggio a San Fratello per Martin Fest. Ma abbiamo panini con salsiccia e carne di cavallo. Benvenuti in questo stand, qui stiamo preparando la salsiccia di suino nero dei Nebrodi. Una prelibatezza, veniteci a trovare a San Fratello dove troverete prodotti di qualità, del buon vino e tanto divertimento. Un bel brindisi e salutiamo tutti, salutiamo! Un buon Martin Fest! E continua il viaggio a Martin Fest con tanto divertimento anche per i più piccoli. Il viaggio chiamato Martin Fest continua. Seguiteci! E vi seguiamo con enorme piacere, con estremo onore per tutte le sorprese che vivremo oggi qui a San Fratello. E guardate, immersi tra arte e pietanze enogastronomiche eccezionali. L'ingrediente principale di questo stand è la simpatia. Venite con noi. Amici di Bella Sicilia, per ora è di spalle, ma quando si girerà e ci vedrà, ci saranno gli occhi lucidi, gli occhi lucidi di emozione. Buonasera! Buonasera! Amici di Bella Sicilia! Cosa stiamo per fare? Panelle, panelle di ceci! Siamo di nuovo a San Fratello per il Martin Fest, una organizzazione perfetta di una sagra e uno spettacolo di sapori veramente unica. Andiamo a fare adesso il panino, il famoso panino con la milza, la sugna, lo strutto dove viene riscaldato il polmone e la milza di vitello. Quindi viene fatta tutto riscaldare, lo facciamo bene amalgamare in modo da creare quei sapori, quell'unione dei sapori, e poi lo andiamo a preparare. Ecco qua signori, guardate che delizia! Guardate signore e signori, adesso andiamo a spremere il panino. Guardate. Andiamo a mettere il sale.
la parte del panino, ecco il tovagliolino che asciuga la parte, diciamo, dello strutto, il panino e il famoso caciocavallo stagionato. Voilà, il panino è fatto. La delizia, signore e signori, è fatta. Questa è la Sicilia, questo è il sapore di bella Sicilia. Ed oggi a Martin Fest A facciamo un Martin saluto a Fest tutti. ci porta la Gazzusa. Un caro saluto a tutti. Saluto. Uno degli stand più ricchi della serata avranno per noi maccheroni, crespelle, polpette e tortellini. E noi li scopriamo subito. Buonasera. Buonasera. Buonasera amici di Bella Sicilia, qui troverete della trippa fatta in casa al sugo o poi altrimenti dei bei maccheroni caldissimi con un misto di sugo di maiale, tra cui salsiccia, pancetta, insomma, e delle crespelle che sono la nostra specialità, con cicoria selvatica, un po' di salsiccia e della provola a scagliette. E qualche polpettina per qualche bambino che magari non vuole mangiare qualcos'altro, e noi lo gustiamo con questo. Ciao a tutti e grazie, venite a trovarci! Connubio perfetto, dolce e salato in questi due stand. Buonasera a voi. Stiamo per fare i pancake salati, pistacchio e Nutella. Dopo qualche minuto di cottura saranno pronti. Noi nel frattempo ci spostiamo verso un'altra eccellenza. Buonasera. 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 Qui cosa gusteremo? Capra al forno. Come viene preparata la capra al forno? Ricca di spezie e elementi segreti. Una ricetta segreta dello zio Adarizza. Adarizza si è messo un mese. Quindi una ricetta segreta. Dello zio Adarizza. E la trippa bollita. Un saluto avanti Allora mettiamo il pistacchio adesso sopra. Ok. Caramelline colorate. Impiliamo una sull'altra. Un po' di zucchero a velo. Ed ecco a voi i pancake caldi. Ed il viaggio continua. Ora la specialità dolce crepe. E questa è la specialità in quest'altra postazione. Buonasera a tutti! Ed il viaggio a Martin Fest continua. Adesso siamo arrivati nello stand che ci propone salumi, panini con carne di cavallo, porchetta e salsiccia. Buonasera, qua produciamo prodotti dei Nebrodi, prodotti freschi e genuini. Arrivederci, ciao ciao! Salsiccia con il maialino dei Nebrodi. Ma davvero non manca nulla a San Fratello per Martin Fest. Continuate a scriverci quale di queste specialità amate e noi salutiamo i presenti protagonisti. Grazie. E continuiamo il nostro viaggio. Grazie! Questo stand invece è ricco di panini farciti e con una peculiarità che è la cipolla caramellata. E scopriamo queste meraviglie. Buonasera. Buonasera. Ci mostrate qualche vostra specialità? Sì, noi facciamo i panini con le panelle, con i wurstel delle patatine, con la salsiccia di suino nero dei Nebrodi, con la cipolla caramellata fatta da noi, che inseriamo nel panino con la salsiccia, insomma patatine fritte. Domani anche qualche primo, quindi vi aspettiamo. Cosa auguriamo a tutti i presenti? Una buona serata per tutti e che ci sia un buon divertimento, buona festa. Viva Martin Fest! Viva Martin Fest, buona serata! Il viaggio continua. Ed il viaggio a Martin Fest continua. Tantissimi presenti. Sindaco di Santo Stefano, che piacere vederla, no? Di Camastra! Piacere di rivederla. Come va? Ciao, piacere! Cosa si prova in questi momenti? È un bel momento, una bella festa, speriamo di poterla gemellare con la nostra Oktoberfest. Grazie sindaco! Il sindaco di Santo Stefano di Camastra è presente. E il viaggio, come dice Claudia Giuffre, presidente dell'associazione Volos, continua. Qua abbiamo dei panini speciali. I panini speciali qui. Buonasera. Buonasera. Alla salute. E le serate quelle belle, dove non mancano sorrisi, calore ed entusiasmo. Abbiamo degli hamburger di asino, una bella salsiccia di suino nero tenebro con delle belle fettine di asino.
Ce l'abbiamo qui le Saluto della Sicilia. Un caro saluto, il viaggio continua, grazie. Fave bollite e arrosticini sono le peculiarità di questo stand. Allora, abbiamo qui delle fave bollite e polpettine in agrodolce con cipollata. Noi salutiamo tutti gli amici di Bella Sicilia da Martin Fest. La serata continua. Abbiamo la trippa ed altri piatti favolosi. Buonasera, buonasera, Parmaggiore. Buonasera, ci faccia vedere il protagonista di questo stand. Amici di Bella Sicilia, guardate che sapori. Campagna con le legna, diciamo è una trippa di vitello fatta alla parmigiana, diciamo con un po' di pomodoro e degli aromi. Un caro saluto, il viaggio continua. Amici di Bella Sicilia, continuiamo il viaggio a San Fratello per Martin Fest. Ed è ogni passo una sorpresa, un'esplosione di sapori. Un saluto agli amici di Bella Sicilia. E quest'anno Martin Fest si arricchisce ulteriormente. Sì, quest'anno collateralmente all'organizzazione di Martin Fest vi è lo svolgimento di un'altra manifestazione in collaborazione con Etneb, l'assessorato regionale del turismo e il Ministero del Turismo. Questa manifestazione si è svolta nella giornata di oggi e in quella di domani e ha previsto stamattina una degustazione di prodotti tipici e di vino presso il Monte Vecchio, dove si trova il Santuario dei Tre Santi, e domani uno show cooking in piazza. E tra sorrisi infiniti incontriamo il sindaco. Buonasera. Buonasera a tutti. Parli di questo grande momento. Sicuramente sono molto soddisfatto di come sta andando l'evento, abbiamo creato un clima molto accogliente, anche gli ospiti stanno sicuramente apprezzando e sicuramente è doveroso anche ringraziare sia il Ministero dell'Agricoltura per il Martin Fest che quello del turismo per Etneb. Quindi grazie anche alle sinergie messe in campo siamo riusciti ad ottenere una manifestazione stupenda. Ma quanti sapori vi saranno questa sera? Credo che ci siano tutti i Monti Nebrodi e non solo. E protagonista il vino rosso anche. Assolutamente sì, come sempre, come ogni anno, la nostra identità è quella di pubblicizzare il nostro vino buonissimo vino siciliano, e ogni anno la manifestazione cresce e otteniamo sempre risultati migliori. Ed il viaggio a Martin Fest continua. Grazie sindaco. Grazie a voi. Giungiamo alla conclusione di questo percorso tra i sapori, ultimo ma non per importanza, anzi, la macelleria equina. La macelleria equina davanti ai nostri occhi. Buonasera a tutti. Buonasera. Parlateci di questa specialità. Signore, cosa abbiamo qua? Carne molto buona, carne di cavallo, polpette, salsiccia. Carne di cavallo. Dai, un proprietario, alla casa. 32 anni di mestiere ci sono dietro questa carne. 32 anni di sacrifici e di passione. Sacrifici. E il nostro viaggio si conclude non con poche emozioni, è stata una bellissima serata. Meravigliosa, e ancora abbiamo un sacco di artisti da vedere, si esibiranno fra qualche ora, saranno 3 in particolare e domani tanti altri. Qual è il bilancio di momenti del genere? Un bilancio sicuramente positivo, molte emozioni, molte soddisfazioni, e appuntamento a stasera e a domani. Vorrei ringraziare la Mulos che ha collaborato con noi per poter realizzare questa manifestazione, il Ministero dell'Agricoltura che ci ha concesso un contributo e anche l'amministrazione comunale ovviamente. E noi ringraziamo voi per i sorrisi, per questa serata speciale qui a San Fratello. Ciao! E appuntamento al prossimo video su Bella Sicilia. Alla salute, grazie! E da questi momenti straordinari qui a San Fratello noi vi salutiamo, condividete il video, fateci anche sapere da dove ci state guardando e appuntamento al prossimo contenuto sulla pagina Facebook di Bella Sicilia. Grazie per aver visto il video fino alla fine, un caro abbraccio e alla prossima!